Riformare l'azienda a zero, cioè questa impostazione sanitaria economica, con le nomine di direttori generali non di fiducia del Presidente o dei vertici, ma secondo una selezione basata sulla qualità e le competenze, perché bisogna rimettere al centro anche le competenze. Ripartire dalla sanità da una profonda revisione della logica aziendale imposta da Azienda Zero. Questa una delle prime azioni concrete da mettere in campo per Riccardo Szumski, medico, più volte sindaco di Santa Lucia di Piave, candidato per il movimento Resistere Veneto alla presidenza della regione. Secondariamente una valutazione sul territorio per contrastare la cementificazione e quindi un piano diciamo, che metta mano alle regole di edificazione con una necessità di puntare alla rigenerazione dei centri urbani per poter non sprecare territorio ma recuperare l'esistente ai fini anche abitativi. E terzo è quello del sostegno al nostro tessuto veramente economico-finanziario che è in grossa difficoltà, quello produttivo, le piccole e medie aziende. Bisogna fare delle azioni mirate che le facciano fare squadra insieme. Il candidato di Resistere Veneto a Padova presenta i candidati della sua lista legati al territorio e alla società civile. Riforme importanti, soprattutto in sanità, quelle proposte da Szumski, che richiedono fondi. Ci vogliono risorse, noi riteniamo che si possano ottenere, visto il nostro residuo fiscale, perché la nostra sanità è così buona che serve a altri territori, quindi se ci danno qualcosa di più come risorse, noi puntiamo a 500 milioni in più all'anno, servono non solamente ai veneti ma anche ad altri e quindi questo si può fare chiaramente avendo la volontà politica di perseguire questa che è già un compito autonomo della regione.